Preoccuparsi è una cosa piuttosto normale. Il futuro ci è ignoto e la vita offre quotidianamente una varietà infinita di motivi per cui valga la pena sentirsi in apprensione. Ma preoccuparsi per tutto, costantemente, senza tregua, è una cosa un po' meno normale e che ha un nome. Si chiama disturbo d'ansia. Ce ne sono di molti tipi e ne soffrono più di 300 milioni di persone nel mondo. E allora, ecco a voi tutto quello che devi sapere sull'ansia. Te lo spiego. L'ansia è una complessa combinazione di emozioni che includono paura, apprensione e preoccupazione ed è spesso accompagnata da sensazioni fisiche di tensione muscolare e vigilanza, cioè risposte fisiologiche e psicologiche che preparano il corpo a reagire ad una minaccia incombente. L'ansia è una risposta emotiva simile alla paura, alla quale a volte si sovrappone, ma mentre la paura è una reazione ad un pericolo reale ed immediato, come un'aggressione, e scompare una volta cessata la minaccia, l'ansia è una reazione emotiva di preparazione ad una cosiddetta minaccia futura percepita, ossia un evento negativo, reale o immaginario, che temiamo possa accaderci nel futuro. Per sintetizzare questo concetto, potremmo definire l'ansia come l'emozione che anticipa il pericolo e la paura come l'emozione che lo accompagna. La funzione dell'ansia nel corso dell'evoluzione umana fino ad oggi è stata quella di preparare corpo e mente a pericoli concreti che potrebbero capitarci nel futuro, come l'attacco di un predatore mentre dormiamo, spingendoci ad adottare comportamenti prudenti come andare a dormire su un albero o di evitamento, ad esempio non camminando vicino alle rive di un fiume infestato dai coccodrilli. Ma nel mondo di oggi, in cui le minacce sono un po' meno concrete, l'utilità dell'ansia si è spostata verso aspetti più performativi e sociali della nostra esistenza. Nella vita moderna di tutti i giorni, infatti, un certo grado di ansia può essere utile, perché ci permette, ad esempio, di essere pronti a svolgere attività che richiedono impegno e concentrazione, come sostenere un esame a scuola o all'università, o svolgere una complicata operazione chirurgica. Ma ci sono casi in cui l'ansia, invece di essere utile alla nostra sopravvivenza, può arrivare a peggiorare significativamente la qualità della nostra vita. In alcune persone, infatti, per motivi diversi, le sensazioni di stress e grave preoccupazione causate dall'ansia possono manifestarsi anche per motivi futili o addirittura in assenza di fattori scatenanti, raggiungendo livelli a volte insostenibili. Quando questo succede, si parla di disturbo d'ansia. Il DSM-5, il manuale ufficiale usato per la diagnosi dei disturbi mentali, elenca 7 forme in cui un eccesso d'ansia può trasformarsi in una patologia. Vediamoli uno per uno. Cominciamo dal disturbo d'ansia generalizzata. Chi soffre di questo disturbo prova quotidianamente fortissime sensazioni di ansia e preoccupazione più o meno per qualsiasi cosa. Responsabilità lavorative, questioni economiche, la possibilità che qualche tragedia possa capitare ai propri familiari o addirittura per cose normali della nostra quotidianità, come le faccende domestiche da sbrigare. Queste sensazioni di forte preoccupazione sono di solito eccessive rispetto alla probabilità che le cose temute possano accadere e rispetto all'impatto che potrebbero effettivamente avere. E soprattutto hanno la caratteristica di essere intrusive, cioè sono incontrollabili, costanti, si manifestano senza una ragione apparente e interferiscono con l'attenzione della persona ansiosa, che arriva ad avere difficoltà in tutti gli aspetti della propria vita quotidiana. Per essere diagnosticato, questo disturbo deve manifestarsi per la maggior parte dei giorni e per almeno 6 mesi, unito a 3 o più dei seguenti sintomi: irrequietezza, affaticamento, difficoltà a concentrarsi o vuoti di memoria, irritabilità, tensione muscolare e alterazioni del sonno. Parliamo ora di disturbo di panico o attacchi di panico. Il disturbo di panico è un disturbo d'ansia caratterizzato dalla regolare e frequente comparsa di attacchi di panico. L'attacco di panico è un episodio di ansia acuta, caratterizzato da un'improvvisa e intensa paura in assenza di un reale pericolo e accompagnata da sintomi fisici come tachicardia, sudorazione, tremori, sensazione di asfissia, dolore al petto, vertigini e dalla paura di impazzire o addirittura di morire. L'attacco di panico, per quanto sgradevole, è spesso un episodio isolato e passeggero che chiunque potrebbe sperimentare almeno una volta nella vita. Ecco perché per diagnosticare un disturbo di panico è necessario che gli attacchi siano ricorrenti, inaspettati, quindi slegati da una situazione specifica, e seguiti da almeno un mese di preoccupazione costante di subire un altro attacco di panico, con la conseguenza di influenzare negativamente il normale comportamento della persona che ne soffre. Il terzo disturbo della lista è la fobia specifica. Una fobia è una paura sproporzionata, sempre presente e spesso irrazionale, nei confronti di un elemento specifico, come un oggetto, una situazione, un animale o un luogo. Chi ne soffre prova stati di ansia e terrore spropositati nei confronti del cosiddetto stimolo fobico, ossia il particolare elemento che causa la paura, tanto da spingere chi ne soffre a evitare sistematicamente le situazioni nelle quali è probabile trovarsi faccia a faccia con lo stimolo fobico.
L'elemento che scatena la paura può variare molto da persona a persona. Molte fobie sono consolidate e comuni, come quella per l'altitudine, per gli animali pericolosi, quella per gli spazi stretti, mentre alcune persone possono sviluppare una fobia specifica per stimoli molto insoliti, come cibi particolari, alcuni colori o suoni specifici, il che spesso crea in queste persone una sensazione di vergogna rispetto al loro timore. Solitamente la fobia si sviluppa in seguito ad un evento traumatico che può essere vissuto personalmente o osservato da spettatore. Se ad esempio un bambino viene aggredito da un cane, può avvenire un'associazione che lo porta a collegare lo stimolo che ha generato il disagio, ossia il cane che lo ha attaccato, con la sensazione di malessere che ha provato in quel momento, ossia il terrore e l'impotenza, creando così una fobia verso i cani. Il quarto disturbo d'ansia è l'agorafobia, che si può manifestare con una varietà di sintomi. Chi ne soffre può avere paura di trovarsi in spazi aperti, di trovarsi in luoghi chiusi, paura di utilizzare mezzi di trasporto o dello stare in fila o tra la folla, oppure semplicemente dello stare fuori casa da soli. La persona agorafobica è terrorizzata da queste situazioni e le evita o è capace di tollerarle solamente in presenza di un accompagnatore. Questo disturbo è spesso associato ad altri problemi legati all'ansia e nella maggior parte dei casi si presenta in persone che soffrono di attacchi di panico, crisi d'ansia e sindrome da stress post-traumatico. Veniamo ora al disturbo d'ansia sociale, ovvero una condizione di forte disagio e paura che una persona può sperimentare in tutte quelle situazioni sociali in cui c'è la possibilità di sentirsi giudicati dagli altri, per timore di mostrarsi imbarazzati, di apparire ridicoli o incapaci e di essere umiliati di fronte agli altri. Questa angoscia spesso si manifesta anche prima di trovarsi nella situazione tanto temuta. Una persona potrebbe infatti subire episodi di cosiddetta ansia anticipatoria anche qualche ora prima di uscire di casa, o addirittura anche nelle settimane che precedono un evento importante al quale la persona che soffre di fobia sociale non potrà evitare di partecipare, come il matrimonio di un familiare. Per questa ragione, chi soffre di ansia sociale tende ad isolarsi, arrivando spesso a perdere contatti e amicizie, con conseguenze negative anche in ambito lavorativo o scolastico e causando rabbia e sentimenti di depressione legati al senso di impotenza e di isolamento che nascono in chi soffre di questo disturbo. C'è poi il mutismo selettivo, un disturbo d'ansia per il quale chi ne soffre, solitamente bambini, non riesce ad esprimersi e a comunicare in alcuni specifici contesti sociali, nonostante non vi siano ritardi nell'apprendimento e nello sviluppo del linguaggio. Chi soffre di mutismo selettivo è quindi perfettamente in grado di parlare, ma non è mai in grado di farlo in alcune situazioni in cui normalmente ci si aspetta che si parli, come ad esempio a scuola o durante il gioco. Parliamo ora del disturbo d'ansia di separazione. Questo disturbo colpisce prevalentemente i bambini, ma può manifestarsi anche negli adulti, e chi ne soffre è molto spaventato e ansioso all'idea di separarsi dalle persone di riferimento alle quali è particolarmente legato, come i genitori nel caso di un bambino. Chi soffre di ansia di separazione ha un timore spesso ingiustificato e persistente che possano capitare incidenti o eventi tragici che li possano separare dalle persone di riferimento, timore che può manifestarsi anche con incubi e sintomi fisici di disagio. Così come non esiste un unico disturbo d'ansia, non esiste nemmeno una singola causa che possa indurre un disturbo d'ansia. Esiste però una serie di fattori, spesso in correlazione tra loro, che possono contribuire allo sviluppo di un disturbo. L'ansia può essere causata da problemi fisiologici o patologie, come tumori, cardiopatie, problemi ormonali, l'asma e l'uso o l'abbandono di sostanze psicoattive, come droghe e psicofarmaci. Inoltre l'ansia tende ad essere familiare. Esiste cioè la possibilità che possa essere un problema ereditario o che possa a volte essere causata dal vivere o dal crescere a stretto contatto con persone ansiose. Una causa comune per i disturbi d'ansia sono poi gli eventi traumatici, del presente come del passato. Ad esempio la rottura di un rapporto affettivo importante, un lutto o l'esposizione ad un disastro in cui la vita propria o di qualcun altro è stata messa a rischio. E le situazioni di stress prolungato, causate da lavori particolarmente rischiosi o stressanti, da mobbing sul luogo di lavoro e da situazioni di abuso in casa o in famiglia. Come abbiamo visto, ogni disturbo d'ansia ha cause e sintomi specifici e ogni persona che ne soffre è diversa. Ecco perché non può esistere un'unica cura che vada bene per tutti. Parlando molto in generale, però, possiamo dire che per gli adulti il trattamento più comune per i disturbi d'ansia è la psicoterapia, che nei suoi vari approcci permette di affrontare in modo efficace le cause e la gestione dei sintomi, a volte con l'aiuto di farmaci ansiolitici e di farmaci antidepressivi, che devono sempre essere gestiti dal proprio medico. Diverso è il discorso per i bambini, per i quali i farmaci non vengono quasi mai utilizzati e con i quali, oltre alla psicoterapia, si può intervenire anche attraverso un sostegno psicologico o psicoeducativo alla famiglia.
Se ti riconosci in uno degli esempi descritti e pensi di soffrire di un disturbo d'ansia, la cosa migliore da fare è quella di rivolgerti ad uno psicologo iscritto all'albo professionale degli psicologi, che potrà aiutarti a capire se hai davvero un disturbo d'ansia. L'importante è ricordare che non è possibile l'autodiagnosi e la cosa più saggia da fare è sempre quella di rivolgersi ad un professionista competente, che possa aiutarti a capire meglio la tua situazione e insieme al quale eventualmente avviare un percorso per aiutarti a stare meglio. Questo video è stato realizzato con la preziosa collaborazione dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Visitate il loro sito all'indirizzo www.ordinepsicologiveneto.it per trovare aiuto psicologico e informazioni sulla professione di psicologo in Veneto. Se questo video ti è piaciuto, condividilo e metti mi piace. E facci anche sapere nei commenti quali vorresti che fossero gli argomenti dei prossimi video di Te lo spiego. Cercheremo di accontentarvi tutti, piano piano. Per realizzare i nostri video infatti sono necessarie moltissime ore di lavoro e se vorrai aiutarci a realizzarne sempre di più, sempre più velocemente, potrai farlo abbonandoti al canale o tramite una donazione su Patreon. In cambio riceverai sempre una ricompensa e il tuo nome potrà comparire nei ringraziamenti finali dei nostri video. Grazie a tutti e in bocca all'iguana!